Buongiorno a tutti carissimi e carissime, benvenuti ancora alla rubrica Carezze per lo Spirito. Ci troviamo oggi alla 14ª domenica del tempo ordinario ed è domenica 5 luglio. Dopo aver ascoltato il discorso missionario che Gesù ha fatto agli apostoli, ai discepoli e a tutti noi, oggi il Signore ci indica alcune vie per essere ristorati. Ecco, inizia dicendo: grazie, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Non le hai rivelate ai sapienti e ai dotti, ma ai piccoli. Con questa parola piccoli è certo che Gesù non si riferisce ai piccolini, cioè ai bambini, ma ai piccoli di cuore, cioè coloro che hanno un cuore tenero, un cuore pronto ad ascoltare la sua parola e quindi capace di cambiare, capace di non tenere per sé la conoscenza, appunto quella dei dotti e dei sapienti, e fare di questa conoscenza un'idolatria. Ecco, Gesù non ce l'ha con coloro che sono colti, con coloro che sono sapienti o intelligenti, certamente, ma vuole dire che questa sapienza, questa conoscenza non deve superare la fede in Lui, la fede in Dio stesso, la fede in Dio Padre. Ecco, allora c'è sempre spazio per un cambiamento, c'è spazio per ascoltare la parola, c'è spazio perché la sua parola diventi carne nella nostra carne. E inoltre il Signore Gesù ci indica una via, ecco, appunto per essere ristorati e per far sì che questo nostro cuore così tenero, come Lui ci chiede che sia, questo nostro cuore possa sempre cambiare. E la via è questa. Lui ci dice: nessuno conosce il figlio se non il padre. E questo ci racconta un po' di un'intimità tra lui e Dio Padre. Ma poi continua dicendo: e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio ha voluto rivelarlo. E che fortuna! Perché noi siamo tra coloro a cui il figlio ha voluto rivelarlo, proprio perché dopo la rivelazione, dopo che Cristo è morto e risorto per noi abbiamo conosciuto tutto. Abbiamo conosciuto il volto del Padre, abbiamo conosciuto Dio stesso nella sua intimità, abbiamo conosciuto che Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo. Quindi conosciamo questa Trinità, questo amore infinito, questa libertà infinita. E poi ci ha dato anche una strada, Gesù, una via proprio pratica per essere appunto ristorati. Egli dice: venite a me, che sono mite e umile di cuore. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Queste sono tra le parole più belle che noi troviamo nella scrittura. Venite a me, voi che siete stanchi, oppressi, voi che avete magari il cuore schiacciato da qualche preoccupazione, che siete schiacciati, avete pensieri, venite a me, tornate a me nella preghiera e io vi darò ristoro. Infatti dice il Signore che Egli ci ristorerà, ma come? In un modo un po' strano. Dice: prendete su di voi il mio giogo. E noi diciamo: ma come? Il giogo è quell'attrezzo che serve per scavare la terra, è quello che noi mettiamo sui buoi e poi viene tirato. E diciamo: ma come? Per essere ristorati dobbiamo in fondo far fatica? Per essere ristorati dobbiamo seguire il Signore. E se questo comporta anche una fatica, Egli ci promette però che il suo giogo è dolce e il peso del suo giogo è leggero. Allora è tutta forse una questione di fiducia, di fede. Non è questione di quanto noi faremo fatica, di che cosa ci aspetterà, ma è il fidarsi del Signore prima ancora che le cose avvengano. E questa è la fede, come appoggiare il piede su una piastrella sapendo che questa ci terrà su. Chi lo sa, ma noi lo facciamo perché ci fidiamo di chi l'ha posata. E il Signore posa sotto i nostri piedi la sua persona, Lui stesso ci sostiene nella vita. Allora, con tanta fede continuiamo questo cammino e vi auguro a tutti una buona domenica. Arrivederci.